Ciao a tutti, eccoci per un nuovo appuntamento del nostro Sicilian Secrets. Siamo nella bellissima Riviera dei Ciclopi con uno splendido mandorlo in fiore. Il nostro ospite di oggi è un artista poliedrico ed illustre cantastorie, Luigi Di Pino. Buongiorno Luigi, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, permettetemi solo una parola. Signore Meisi, eviti buoni cuori. Non vinno ciceri e manco fasola. Mi chiamo Luigi e faccio cantastorie. Being a storyteller means being a connoisseur of music, theater and painting. Which of these arts makes you feel at ease? È un mixage di tutte e quattro le arti. Una parte importante ce l'ha il teatro, perché bisogna seguire determinate metriche e determinate rime. How do you cope the traditional performance with the new means of communications, with imposed fast rhythms? Diciamo che il moderno cantastorie rispetto al cantastorie tradizionale ha bisogno di ridurre molto i tempi, perché la vita oggi va veloce, mentre nel secolo scorso non c'erano la televisione, non c'era la radio, non c'erano i telefonini. Le persone, i urnatara, i travagliatori, andavano alle 6 del pomeriggio in piazza e aspettavano il cantastorie, quindi avevano tempo e silenzio. Oggi la vita è più veloce, quindi innanzitutto le storie vanno ridotte a livello temporale. E poi io ho innovato inserendo altri strumenti oltre alla classica chitarra, quindi ho inserito mandolin, flute, accordion e tamburino, credo. Ok. Il 24 novembre del 1950. In quell'anno ci fu una tremenda eruzione dell'Etna che si stava per portare il paesaggio d'Omilo. Novembre 24, anno 50. Dormono tutti, Omilo. Sognano cede poma e ricche frutti. Bella la terra è grasso, lo vedeggio. Mando silenzio della notte funna, rompe una voce lamentosa e amara, pelesciate furia veloci e spunna la ricchi, bella madre, asciara, paria che con rasolo d'inbarberi avessero spaccato con mai chance, piccolo partitori rincancheri de Moncebaggio centro della panza, come quando la utti si sporteggia e la fezza si è talenta e spava. Così della torreboli porteggia mi scivo lucenti e liquida la lava. What do you think is the secret of your success? Is it the force of your interpretation or is there something else? Sì, l'interpretazione è quella che diciamo differenzia un artista da un altro, e anche la scelta delle storie. Ormai possiamo dire che in Sicilia siamo pochissimi a portare avanti questa tradizione. Fino a qualche tempo fa ci potevamo contare sulle dita di una mano. Le storie rappresentano anche un po' l'artista. Io in particolare racconto anche le storie delle persone comuni, mentre mi dicono che sono specializzato nelle storie dei santi, di Sant'Aida, di Sant'Affio, di Sant'Andria, San Sebastiano, insomma ce ne sono tante. Yeah, I've been told people usually ask you for saint histories. I'm thinking about San Barthélemy, who is venerated in Aeolian Islands, or to the three chaste lambs, Alfio, Cirino and Filadelfo, in Italian Tre Castiani.
who are venerated not only in Trecastagni. Would you mind to show us a brief performance? Yes, for sure. C'era un altro gigante in dall'altare, l'Apostolo Domio, Sant'Andrea. Stava tranquillo, con lo sguardo chiaro e la causa perduta a definia. Difatti, una mattina disperati, ma con gran fidi e devozioni, le paesani stanchi e resciatati fecero l'ultima processione. La campana suonava con lamento, la gente era senza voci e senza chianto, seguia la vara lenta e con spavento davanti a sciare ardenti ci ho messo santo. Tremavo la terra e tutta la conciata, lo cuore della gente sossortavo, lo protettore con la mano esata, rosso si fece in faccia e sospiravo. La lotta fu tremenda e Sant'Andrea, guardando alla Varrossa, la ghiacciavo. Poi insieme con la Vergine Maria ci disse: non si passa, non si passa. E la lava si fermavo, si fermavo, si fermavo, si fermavo. So Luigi, to conclude, which is the mission of the storyteller? Just to amuse the public or let our beautiful island be loved? Oggi la missione del Cantastorie non è più quella di informare, ma è quella di mantenere in vita una tradizione che è diciamo internazionale, perché ogni cultura ha sempre avuto il suo cantastorie, ma in Sicilia il cantastorie ha dei canoni specifici che gli derivano probabilmente dal cantastorie spagnolo e che quindi ha preso una sua specifica connotazione, quindi segue certi canoni che naturalmente io seguo fedelmente, anche se un attimino innovato, e quindi anche in un'ottica turistica questo è molto ma molto importante. Give me some reason. Why do you think people should come to visit Sicily? Voglio lodare con le mie canzoni la terra mia che voglio tanto bene, l'uomini forti come alle leoni e donne belle come alle sireni, e in socco c'è in Sicilia magari lo sole d'oro, lo cielo e lo mare. Grazie Luigi, thank you for having accepted our invitation. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.